punto centrale che tutti hanno condiviso è che il sistema vaccinale non solo è importante, è necessario, ma ha bisogno di un supporto informativo, un supporto di divulgazione scientifica importante per contrastare chi oggi ovviamente lo ribatte con temi che molto spesso non hanno fondamento scientifico. L'hanno condiviso tutti e pertanto noi abbiamo chiesto e chiederemo ovviamente alle strutture sanità della Regione Veneto di implementare anche quello che è l'informazione che oggi si usa quotidianamente, ovvero i social network, Facebook, internet, che diventano sempre più necessari ed essenziali. L'inversione di tendenza, ovvero l'aumento della copertura vaccinale, è avvenuto dal 2014 in poi, ovvero da quando le strutture che sono ovviamente responsabili non solo delle vaccinazioni ma anche della comunicazione hanno inserito nel sistema un'informazione diversa, hanno aperto un sito internet, hanno reso la comunicazione più interattiva con i social media che oggi si usano abitualmente. Quindi, come avevo già detto, no, in apertura di audizioni e di discussione sul sistema vaccini qualche settimana fa, ritenevo che la legge attuale è sufficiente, ha comunque un punto di salvaguardia che è sotto una certa soglia, il Presidente della Regione può sempre per decreto inserire l'obbligatorietà, ma che un sistema di informazione moderno, come quello che si sta facendo, avrebbe portato a un innalzamento della copertura vaccinale. Oggi ne abbiamo avuto conferma dai dati presentati. La nostra Regione, dopo aver attivato il superamento dell'obbligatorietà nel 2007, via via ha ridotto appunto la copertura. È vero che anche in altre regioni, è vero che anche in altri paesi, però ecco, non vorremmo che fosse coincidente la cosa, il superamento dell'obbligatorietà, con la riduzione della protezione. Allora abbiamo chiesto chiarimenti su questo ed eventualmente anche dei percorsi per garantire a tutti la piena copertura, soprattutto a quelli che sono immunodeficitari e quindi rischiano, laddove incontrano un soggetto che non si è vaccinato, di contrarre delle malattie molto molto pericolose. Quindi abbiamo apprezzato lo sforzo della Regione di attivare una serie di campagne di promozione anche da parte dei pediatri, però ecco, continueremo a richiedere una ferma e determinata azione di informazione, di formazione, in modo tale che non si riduca la protezione appunto vaccinale. Per i vaccini la questione più importante è l'informazione, infatti una corretta informazione porta il giusto grado di sanità e di sicurezza all'interno della nostra società. Infatti abbiamo visto e ci hanno spiegato i tecnici in commissione che obbligatorietà e copertura vaccinale non vanno di pari passo, anzi non sono per niente collegati. Quello che è importante è invece l'informazione giusta e corretta che deve avvenire da parte degli organi preposti a tutti i livelli. Solo così facendo potremo mettere in sicurezza tutti i nostri bambini e ovviamente tutta la nostra società. Non c'è nessun rapporto tra legge dell'obbligo e calo delle coperture vaccinali, che sono dovute in linea di massima a dei messaggi fuorvianti che sono presenti in Internet. Internet è un grande bacino, un grande esempio di democrazia, ma per quanto riguarda le notizie scientifiche è veramente una pattumiera in cui tu trovi tutto. Adesso sotto i 40 anni è usata da tutte, quindi la fascia genitoriale va in Internet a prendere le informazioni che trovano sono scorrette, quindi il mio invito a questi genitori è di rivolgersi al proprio pediatra di famiglia, ai medici del servizio igiene e sanità pubblica e comunque di prendere notizie scientificamente corrette per valutare se vaccinare o meno i propri figli. Di fronte all'attuale calo del tasso vaccinale nella nostra regione, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri ha deciso di proporre a tutti i pediatri del Veneto un percorso di formazione tarato specialmente sulle difficoltà che presentano i genitori nella vaccinazione e sulle motivazioni che i genitori portano davanti al pediatra per rifiutare la vaccinazione. Cercheremo di smontare queste motivazioni sulla base di dati scientifici inoppugnabili. La seconda proposta che portiamo alla parte pubblica è quella della nostra disponibilità ad assumere un supporto diretto nella vaccinazione, acquisendo anche la funzione, concordata con i servizi vaccinali e con il servizio di prevenzione, di esecuzione diretta delle vaccinazioni.